lo Stato. Una strada diversa dalla Lombardia, ma il medesimo obiettivo: arrivare il più presto alla firma di una preintesa quadro che rispetti le indicazioni dei veneti che con il referendum hanno richiesto l'autonomia. Luca Zaia, presidente regionale, appena rientrato dal negoziato di Roma con Palazzo Chigi, ha incontrato a Venezia la consulta. La firma non è mai scontata finché non si firma. Devo riconoscere che il lavoro fatto col sottosegretario Bressa fino ad oggi è stato produttivo, è stato anche in un ambiente di serenità, con l'ottica anche di accogliere le istanze. Devo dire che se oggi c'è questa possibilità la si deve al Veneto, che ha marcato stretto, è arrivato alla 7ª bozza di accordo. All'8ª forse magari chiudiamo. Il dibattito ha portato a elaborare complessivamente 7 bozze e non è detto che sia finita qui. Guardi, noi non lasciamo nulla di intentato, c'è anche da dire che questa ambizione ce la dà la Costituzione, che prevede la possibilità di trattare su 23 materie, e noi vogliamo aprire il tavolo su tutte e 23. Il punto è questo: con le successive riscritture il Veneto è arrivato a ottenere un numero sempre maggiore di punti richiesti. Superamento della spesa storica con partecipazione su tributi e aliquote, quindi non solo su un tributo, e poi è fondamentale la commissione paritetica, ovvero avere una delegazione trattante che entra in commissione paritetica, come accade a Trento e Bolzano. L'ultima bozza che abbiamo in mano non parla più di spesa storica, ma parla di superamento della spesa storica. E spesa storica vuol dire 22.000 forestali in Sicilia e 400 in Veneto. Fate un po' voi se può continuare così. Secondo Zaia, durante tutta la trattativa i rapporti con il Ministero e in particolare il sottosegretario Bressa sono stati sempre nella massima disponibilità e collaborazione, pur in una evidente difformità di vedute. È importante perché si consolida tutto il lavoro fatto, si stabilisce cosa si dovrà fare dopo e quindi si dà un po' sostanzialmente un piano di lavori al governo che arriverà dopo, visto considerato che tutte le forze politiche hanno detto che sono a favore dell'autonomia. Roberto Maroni ha annunciato una firma per fine mese dell'accordo per la sua regione, la Lombardia, ammettendo che la strada da loro scelta è in parte difforme dalla cosiddetta Via Veneta. La nostra regione, a differenza di altre realtà, va con un referendum importante, con oltre 2.400.000 veneti che hanno votato, per cui la forza del referendum diventa anche pesante da un punto di vista giuridico nella firma della bozza.